Allora, come dicevo stamattina, sulla facciata sono fissati dei piatti che nelle chiese medievali sono ovviamente piatti medievali, cioè sono piatti pisani oppure quelli valenzani, insomma fino alla ceramica spagnola vengono utilizzati per decorare le chiese. Qui invece abbiamo piatti di Mondovì, che sono quelli bianchi con disegno a pizzo, e piatti invece di Albissola, a tache noire, che sono quelli marrò con le macchie nere, insomma, come dice il termine. E quindi questi piatti sono certamente stati messi nella seconda metà dell'Ottocento, non prima, perché lo Spano dice che c'erano delle coppette, delle scodelle antiche luccicanti, che non erano certamente queste, quindi è possibile che siano state tolte, buttate, probabilmente come vecchie, e sostituite. La ceramica medievale non ha avuto rispetto da parte di nessuno fino agli ultimi 30 anni, se siamo buoni 40 anni, ma prima erano soltanto piatti vecchi, tant'è che venivano esclusi anche dall'archeologia che facevamo noi archeologi, e ci si diceva non ve ne dovete occupare perché sono medievali. Io con l'età che ho l'ho vissuta questa fase, ho dovuto riportare da una parte un bellotto di materiale tardo medievale perché mi si diceva che non era competenza. E quindi insomma... Quindi la leggenda dei piatti battuti. E forse avevano l'ottocentesco. Adesso il ronaio, che noi l'abbiamo trovato in la signora che era sepolta lì, si presume che fosse sepolta fuori dalla chiesa? No, perché era tra la fine del pavimento romano e questa facciata. Questa facciata? Questa facciata c'è di sicuro almeno fino a quell'altezza. Perché lì dentro ho capito che questo pezzo qua... No, è quella fascia tra il gradino e l'interno dove mi ero messa io e lo spazio libero dal pavimento romano. Subito dopo il gradino però qua? Dopo il gradino. Qui c'era una parte di cimitero, tutta questa fascia che abbiamo scavato tutta, mentre invece non c'era niente qui. Il nartece qui accennato, doveva essere qua, perché io mi ricordo che erano a filare in tondo. Ma qui c'era probabilmente, lì non solo il teschio, lì c'erano scheletri interi. Lo scheletro, sì. Ma in fase di ristrutturazione come mai non è stata lasciata? Siccome era in mezzo alla terra la chiesetta, no? Quindi l'acqua drenava e non creava quell'umidità. È quello che diceva il signore prima, nelle scelte architettoniche di restauro. Ma magari sarebbe ancora l'archeologo non c'entra. Di lasciare delle briglie intorno alla chiesa. Capito? Non sono scelte degli archeologi.